Roblox, buonasera con la 13ª di C1 Veneta, gara che chiude il girone d'andata con gli ospiti che non vogliono commettere passi falsi e godersi queste vacanze da primi in classifica. Con il commento di Udino Baggio, benvenuti al Palacosmos per Cosmos 9 Montello. Bertoni apre a destra da Panziera. Panziera al dribbling su Baron. Panziera con la punta la mette in mezzo, dove c'è Leandrino che ci prova con il tacco. Coppe va incontro Leandrino, ha spazio per puntare capitano Serban. Leandrino sul sinistro, Leandrino. Trivellin. E lo scatto di Berto, lo cerca Trivellin, Coppe ci mette il piede, la palla però arriva al 14 che va con il destro, con la punta. Fami l'appoggio su Baron che però non controlla al meglio e quindi Panziera gli soffia via il pallone, può andare il 23, sulla destra c'è anche Leandrino, Panziera, Trivellini, attacca senza guardare, cerca Bonazzo, Boateng insiste quindi recupera palla al Cosmos con Fami, ancora Fami, sulla sinistra c'è Okda, Fami con il diagonale, Bonazzo mette giù, si avvicina a Coppe, la palla è fuori per Bertoni che ci prova! La palla si insacca, non la vede partire probabilmente Trivellin e quindi il gol da centrocampo di Bertoni che vale 1-0, un destro. Quindi 1-0 Montello a 12 dalla fine del primo tempo. Baron intanto fa sparire il pallone, Baron ci prova con il destro. Leandrino, controllo, Berto lo attende ma gli lascia qualche metro, quindi Leandrino va a puntare sulla sua zona, Leandrino sfila via, ci mette il piede, Coppe gira dietro da Leandrino che è pressato da Baron che ci crede ma poi Leandrino va via in qualche modo, scivolata, carambola, rimpallo ma sempre il 10 in possesso, il tiro Trivellini in due. Serban a destra da Baron, la vuole Fami, si stacca però Okda servito, Okda! Fami apre a destra su Baron che ha spazio per puntare Fornasier, doppio passo, si accentra, la tiene lì con il destro e poi infila così Robazza che la tocca ma non basta e quindi esulta il Cosmos 9, esulta Nicolò Baron per il gol dell'1-1. E se anche tu vuoi vederti da un'altra prospettiva, analizzarti, studiarti, guardare e riguardare le tue giocate, ecco che sono a disposizione come sempre le mix card di Roblox. Trovate tutte le info nel link in descrizione con Leandrino intanto che va via sulla sinistra a Serban, poi si accentra destro fulmino di Leandrino sul palo. Una posizione di Bonazzo, Panziera però si accentra, raddoppio di Boateng, quindi Fami che può puntare Bertoni, c'è anche Ep, Fami se ne va via però Bertoni, Fami si crea lo spazio, Fami, Robazza, Ep. Panziera scappa sul secondo palo, Ep trova Bonazzo libero con la punta al palo, gli nega il gol del 2-1. Sventaglia a cercare Leandrino, ci mette a testa Fami ma non allontana, quindi ancora Leandrino su Trivellin, resiste Leandrino, Bertoni ancora per il 10 con il destro sotto la traversa, tutta l'esperienza e la gestione di questa palla di Leandrino e Bertoni. 2-1 Montello. Baron si scambiano di posizione Okda e Serban, Baron cerca Fami, lettura però di Coppe che vince il rimpallo e quindi va via Coppe di fronte a Trivellin, il tocco sotto morbidissimo di Coppe, 3-1 Montello, inizio shock di secondo tempo per il Cosmos 9 che ne prende 2 in un minuto. Fami, la sterzata su Fornasier, Fami poi vede Okda, bellissima palla, Okda non ne approfitta, Bellin, Baron è spaccato in due il Montello, ne può approfittare il Cosmos, Baron cerca Okda e lo serve Okda, porta vuota, Robazza con una parata da card. Ep, Panziera gli va incontro Leandrino che scivola via, Serba Leandrino contro Trivellin, si salva Baron, Boateng suggerisce di andare fuori da Fami, Baron cerca Serban, Ep interviene, quindi riparte il Montello con Leandrino punta Fami, Leandrino, il tocco sotto di Leandrino che quando riparte non perdona. 4-1 Montello e Leandrino trova il 18° gol stagionale, ripartenza micidiale del Montello. Fami, la pressione di Coppe, Fami trova Berto di prima, col destro apre da Baron che ha spazio per puntare, Baron converge, si accentra, Baron, deviazione di Bertoni, Berto, a botta sicura, un'altra parata da card di Robazza. Serban, Okda, ancora Serban, si va a sinistra adesso da Baron, Baron il controllo, ruleta, palla dentro per Fami, che ha il tempo di controllare e scaricare in rete, accorcia le distanze il Cosmos con Serban, Berto, cerca Okda ma la palla è imprecisa. Quindi riparte subito il Montello. Robazza lascia lì a Coppe che va subito con il destro in porta. 5-2 Montello. Non fa tempo a rientrare Trivellin. Ne approfitta Coppe. Secondo e poco più al termine. Mette giù Fami. C'è Berto che si stacca. Bertoni gli lascia spazio. Berto svernicia il palo così all'ultimo secondo. E il Cosmos che esce tra gli applausi del pubblico per l'ottima prova macchiata solamente da un blackout di inizio secondo tempo dove il Montello ne approfitta, lunga di 2 in un minuto e la porta a casa. Altri 3 punti per chiudere in bellezza un girone d'andata galattico.